Grazie, buongiorno a tutti, un saluto a tutti, anche coloro che non sono qui ma che sono collegati, che ci vedono in diretta. Sono solo con l'assessore Lanzarin perché nel frattempo l'assessore Bottacci dà copertura alla conferenza dei presidenti, non c'è nulla di diciamo, come si può dire, no, incisivo ce n'è di attività, però sono tutte attività già predigerite, per cui molti sono passaggi formali che dobbiamo fare. I tamponi sono 162.000, si va avanti. Il professor Crisanti, da quello che ho saputo, ha già la macchina in funzione, quindi adesso inizieranno sicuramente a incrementarsi. Le persone in isolamento sono 18.886. So che ci sono molti cittadini, mi hanno anche mandato, che si sono fatti un Excel e scrivono tutti i numeri ogni giorno e si fanno in casa tutte le proiezioni, e quindi mi hanno detto di piano i numeri, eccoli qua, dei quali 12.410 sono positivi. Vedete che il numero di positivi sta crescendo perché abbiamo tutti i tamponi, stiamo facendo tamponi, per cui è inevitabile che cresca. I ricoverati in questo momento sono 1.839 e sono 4 di meno di ieri. Avete visto che c'è da un po' di giorni che stanno calando anche i ricoverati? Le terapie intensive sono ancora in calo, siamo a 285. Ieri era, anche per il modello matematico, una giornata importante perché era la discesa sotto i 300. Sono 4 in meno rispetto al bollettino di ieri sera, come vedete. I dimessi sono sempre più alti di ricoverati, 1.349. ...666 i morti, che sommati, diciamo, a quelli che sono morti fuori dall'ospedale sono 736 peraltro. Comunque avete tutto nel bollettino. I nati sono 81. Vorrei dire due cose sui morti, visto che ci siamo. Vi ho fatto preparare una tabella con le fasce di età e la mortalità. Allora, dai 45 ai 54 anni abbiamo avuto 8 persone che hanno perso la vita. Dai 55 ai 64 anni, poi ve lo darò il bollettino, non preoccupatevi, 33 persone. Dai 65 anni ai 74 anni 101 persone, maggiori di 75 anni 594. L'età media, qua non c'è scritto ma segnatevelo, è 82 anni. Come però si vede, tutte le fasce di età sono colpite, ovviamente con percentuali diverse, ma tutte le fasce di età sono colpite. Tutti mi chiedono in queste ore cosa accadrà dopo il 13, che è Pasquetta. E io continuo a dire che dopo il 13 accadrà quello che il governo deciderà, perché il DPCM, ovvero la competenza per imprese, scuole e quant'altro, a parte il fatto che sulle scuole dopo il 13 non succede niente, dipendono dal governo. Noi vi dico già, vi confermo che abbiamo già un piano pronto qualora si potessero aprire le imprese, per le imprese, di monitoraggio e di affiancamento e accompagnamento, perché è giusto che le imprese, se possono aprire, riescano a aprire con la messa in sicurezza dei lavoratori. Il piano è pressoché ultimato, visto anche stamattina, deve essere ancora, come si può dire, affinato, e ci deve essere un minimo di affinamento, però è pur vero che il piano, insomma, nella quasi sua totalità è stato completato. Adesso cercheremo di capire, macchine in strada ne vedo tante e sicuramente sono la dimostrazione di quello che è accaduto rispetto alle prefetture, cioè molte imprese hanno chiesto di aprire in deroga, l'ottica del silenzio assenso le ha portate ad aprire. Comunque da lunedì cambierà comunque tutto, perché ci sarà un DPCM che ci dirà o di aprire o di richiudere, ma a quel punto bisogna rivedere tutti i modelli. Io penso che si possano fare per gradi, sono dell'idea che per gradi bisogna ovviamente sempre con supporto scientifico, sempre evitando il rischio. Questo ve lo voglio scandire bene, poi non voglio ritrovarmi qualcuno. Sapete che io sono seguito da dei premi Nobel e ogni tanto apro il giornale, leggo e dico: vediamo cosa i miei premi Nobel mi consigliano di fare oggi. È importante avere un comitato scientifico che ti segue, sì, ma no quello.
quell'altro comitato. Ecco, vorrei ribadire che il rischio di aprire male rappresenta il problema del rebound, cioè della ricaduta. Rappresenta il problema che hanno avuto i cinesi con Wuhan, rappresenta il problema che hanno avuto a Hong Kong. È pur vero che noi abbiamo un fattore oggi, abbiamo due grandi fattori. Il modello sanitario è un modello diverso da quei paesi. Cioè, da noi si curano tutti, non bisogna avere la carta di credito e i progetti, i piani di sanità pubblica esistono e lo avete visto. Dall'altro, l'altro tema che io non considero irrilevante, magari c'è qualche scienziato vero che dice Zaia cosa sta dicendo. Il clima comunque non è irrilevante. Il fatto che questa tragedia la stiamo vivendo in una fase primaverile ha meno danni che viverla nella fase invernale. Cioè voi immaginate un paziente con l'influenza stagionale, magari un paziente problematico eccetera, se gli arriva il coronavirus fa una strage. Quindi ringraziare Dio che comunque è arrivata in primavera. Penso che anche queste temperature un po' ci aiutino. Forse sarà molto empirica sta storia, ma insomma 22-23 gradi penso che il virus non se la passi bene come a 4-5 gradi. Non lo so, c'è un'impressione, però insomma si dice sempre che il calore comunque è un fattore determinante nella diffusione dei contagi. Poi magari per molti contagi non è così e non ve lo so dire, però volevo dirvi questo. In generale la mia preghiera che faccio ai cittadini, allora i cittadini ancora di resistere perché questi dati se ce li abbiamo perché comunque i cittadini hanno fatto un grande lavoro, in particolar modo i giovani. Dall'altro alle forze dell'ordine il mio ringraziamento, so che stanno controllando, vigilando, e chiedo a loro di avere il massimo atteggiamento, come si può dire, di elasticità nel valutare. Mi è capitato anche ieri la storia di una signora che ha necessità di andare fuori regione, una signora che ha un bimbo di 2 mesi, e si è ritrovata in quarantena da sola in una parte del Veneto. Cosa succede? Scusate. E dicevo, una signora con un bimbo di 2 mesi aveva la necessità del controllo ovviamente medico, ginecologico, ha il bimbo di 2 mesi da sola, ricongiungimento familiare col marito, e vedi che sono diciamo situazioni non recepite appieno dalla normativa, ma il buon senso ci dice che insomma una signora con un bimbo di 2 mesi che anche peraltro ha necessità di fare la visita di controllo dopo il parto, non è che tu puoi stare a dire, cioè, è la casistica che il ricongiungimento familiare lo si fa solo per validi e indifferibili motivi. È vero che il bambino è nato dalla mamma, no? E quindi non ha bisogno del papà, ma ha bisogno del papà per altri motivi, perché comunque è un fatto di crescita del contesto familiare, oltre che penso che sia logico che davanti a un caso come questo reale, vi ripeto, ci debba essere assolutamente sensibilità. E detto questo, vi dico che prima di passare la parola, poi passo la parola all'assessore Lanzarin che vi parlerà ancora di case di riposo, perché noi oggi abbiamo fatto ancora riunione sulle case di riposo, e lo facciamo tutti i giorni. Insomma, voi sapete che noi abbiamo detto ai direttori di presentare un piano di sanità pubblica, lo dovrebbero presentare insomma in queste ore, tra oggi, domani, dopodomani, facendo un monitoraggio di quello che è accaduto per ogni casa di riposo e poi presentando un piano ad hoc per ogni casa di riposo rispetto agli isolamenti da fare o quant'altro. Lì il numero di positivi è alto. Peraltro c'è anche un caso che è stato citato oggi da un direttore, evito di citarlo perché è giusto approfondirlo il caso, che dice: ci ritroviamo in una casa di riposo con 2 ali, con 2 reparti, no? 2 blocchi, un blocco 100% positivi, l'altro blocco nessun positivo, e dice ci è venuto il dubbio che sia un problema esogeno, non della sanità, e il problema lo stanno rilevando cercando di capire che la modalità di condizionamento non abbia diffuso in un blocco e nell'altro no. Ripeto, non dico il nome della casa di riposo, non dico il direttore, ma non perché sia un mistero del secolo, perché è giusto che venga approfondito prima di diffondere informazioni. Però attenzione, ad esempio davanti a un fatto epidemiologico come questo, una parte di casa di riposo 100% positivi, l'altra no, considerando che poi comunque ci sono operatori che vanno e vengono, merita una spiegazione. Sui versamenti si continua a versare, e quindi grazie a tutti e grazie
a Danilia che ci pubblica il video, c'è la schermata con i versamenti, e due piccole considerazioni. Tutti i soldi che raccogliamo vengono versati direttamente alla partita del coronavirus, questo dobbiamo dire ai cittadini. Due, ci sono realtà che vanno a raccogliere soldi in nome per conto della regione, non dateglieli, questo è il conto della regione. Cioè, o una realtà li raccoglie per motivi suoi, dice voglio fare una roba, voglio donare un respiratore, eccetera, però cercate di salvaguardarvi anche rispetto alla qualità di questa realtà. Non sto generalizzando, ma in un mare magnum come questo qualche lazzarone c'è sempre in giro, no? Poi ci sono realtà certificate, se gli alpini vi chiedono di dare un'offerta perché vogliono comprare un respiratore o qualcosa del genere, potete andare tranquilli. Se ve lo chiede Mario Rossi, non sapete chi è, fate venire qualche dubbio. In generale, attenzione se ci fossero realtà che chiedono soldi a nome della regione, cioè versamenti a nome della regione, perché il conto deve essere questo. Quindi controllate i numeri del foglietto che vi danno, dell'informazione e della richiesta che vi danno. Questo è l'unico conto ufficiale nel quale, vi ripeto, siamo ormai oltre la trentina di milioni di euro. Se mi arrivano tutte le carte vi do un bel bilancio, spero alla volta di domani o dopodomani. C'è da dire che adesso ogni tanto, anche per giustizia, insomma, per rendere onore a questi bambini, ho un sacco di bambini che mi scrivono, ma tanti ne ho. Questi bambini mi hanno fatto un disegno, fra l'altro, e mi hanno scritto, no? Caro governatore Luca Zaia, sono una bambina di 8 anni, mi chiamo Giorgia Mastellotto e vivo a Spresiano. Poche settimane fa sono stata operata alle tonsille e i medici mi hanno fatto colorare, ridere, facendomi passare la paura. Sono stati bravissimi e quindi ho deciso, insieme ai miei due fratellini Tommaso e Giacomo di 4 e 2 anni, di rompere il nostro salvadanaio e donare agli ospedali più in difficoltà questi soldini anche in segno di riconoscenza per tutto quello che stanno facendo. Basta, mi fermo qui e poi sono altre 375 euro che versiamo, me li mandati per posta. Ma del salvadanaio dei vizi? Sì, sono i nonni, regala qualcosa ogni tanto. E quindi li ho contati frettolosamente, non voglio dire un'altra cifra, perché è arrivata ieri la busta. 2, 3, confermo, 3,75. Noi faremo il versamento a nome loro e poi manderemo la ricevuta ai bambini. E quindi grazie a questi bimbi, ce ne sono tanti, quindi spero che non se la prendano a male. Giorgia, Tommaso e Giacomo. Mastellotto? Sì, di Spresiano, fra l'altro sono. E mi è arrivata ieri la busta e guarda, c'era un plico. Ci hanno mandato un'assicurata e dentro c'erano i soldi, quindi li verseremo e ne leggerò altre questi giorni, perché ne abbiamo, insomma, dei bimbi che scrivono, abbiamo dei bimbi che hanno rinunciato all'uovo di Pasqua per donare il corrispettivo alla sanità. Insomma, posso dire, ne viene fuori una civiltà di questo popolo veneto che è unica. Pensate che abbiamo 24.000, se non ricordo male, 29.058 donazioni. 29.058 donazioni per un controvalore ad oggi che supera i 30 milioni di euro, però ve lo voglio dare preciso. Ne abbiamo spesi 100, per cui se qualcuno volesse continuare a donare vanno semplicemente a pagare respiratori, terapie intensive, monitor, CPAP, caschi per la respirazione, insomma, mascherine, dispositivi e quant'altro. C'è una categoria che voglio ricordare, siccome mi hanno scritto spesso, voglio ricordarli, che dicono che sono in difficoltà, ed è vero, che sono tutti quelli degli spettacoli viaggianti, i giostrai, che mi scrivono, c'è un sacco di famiglie che giustamente vivono, e questo era il periodo più buono per loro, no? La ripresa delle manifestazioni, delle sagre e di quant'altro. Anche questa è un'economia diretta nella gestione dei Luna Park, delle sagre, di quello che è. O dei parchi, magari hanno una giostrina nei parchi in centro città, e questi sono dei veneti che insomma rappresentano questa categoria, e dall'altro indiretta, ma ancora forse più diretta, dell'industria della giostra. Voglio ricordare che in Veneto c'è anche un'industria della giostra importante che manda macchinari e giostre in tutto il mondo. Nel Luna Park di tutto il mondo trovate le giostre del Veneto,
potrei citarne uno per tutti, Zamperla, tanto per citarne uno, ma oppure tutto il distretto in provincia di Rovigo della Giostra e così via. Sono andato a vedere anche il museo della Giostra mesi fa e dico che in questo contesto è fondamentale ricordare anche questa categoria che è resa zero, cioè per loro non c'è neanche il problema come si può dire, della deroga al codice Ateco con la richiesta in prefettura, vedono che sia sagra, cioè per cui quindi sono forse quelli più penalizzati, tra i più penalizzati in questa partita, più che altro perché non hanno nessun tipo di deroga, perché non esiste il substrato per fare, non hanno la sagra, non hanno la popolazione. Io passerei la parola a voi per le domande e poi passo la parola a Lanzarini. Veramente ringraziamo la televisione russa che è venuta a trovarci. Com'è che si dice? Da Svidania. E diamo la parola prima a un giro qua, poi i colleghi dei quotidiani e poi di nuovo un giro qua. Vuoi farlo prima lui, poi fai Sì, tu? poi Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ieri la sua dichiarazione riguardante la sua contrarietà a un'ipotesi elettorale tra ottobre e dicembre, lei l'ha definita una follia, alludendo a una possibile prevista recrudescenza del virus proprio in quella stagione. Però insomma le sue dichiarazioni hanno suscitato una certa polemica. E quando mai non suscitano polemiche le mie dichiarazioni? Se dico che piove c'è qualcuno che dice che mi sono sbagliato. E siccome lei ha detto, secondo me bisognerebbe votare il più presto possibile, l'obiezione è, ma come si può votare il più presto possibile in condizioni ancora di contagio diffuso? Cioè questo più presto possibile, lei quando lo No, guardate, capiamoci, io non sono un irresponsabile, non lo sono neanche i miei colleghi governatori, che a differenza magari di qualcuno che si sente di rappresentarli nel nostro territorio, hanno un modo di ragionare molto diverso. Cioè, non è normale in un paese che si proroghino le legislature oltre i 6-7 mesi, come sta per accadere. Penso che non ho nessuna critica da fare a chi oggi sta facendo analisi a livello nazionale, quindi al governo. Cioè, ho detto semplicemente la mia opinione. Penso che se si tenesse aperta, scandisco bene, la finestra oggi sancita per legge, che prevede che il turno delle amministrative, vuol dire comunali, debba tenersi dal 15 ottobre al 15 dicembre, io sostengo che siccome le regioni cercheranno di fare l'election day per quanto possibile, c'è il rischio di andare in un periodo ormai invernale o invernalizzato e quindi se questa famosa colpo di coda del ritorno del virus arriva, c'è il rischio di non far più neanche le elezioni e poi ci rivediamo a giugno dell'anno successivo. Appunto, dico questo. Personalmente penso, ma anche per un fatto di giustizia nei confronti dei cittadini del popolo, che i cittadini hanno lo strumento delle elezioni per scegliere i loro governanti, no? I loro amministratori. Quindi penso che per logica conseguente prima loro possono decidere, meglio è. Penso che tutti noi condividiamo questo. In sicurezza. È ovvio che se fai le elezioni a maggio, cioè non sono né in sicurezza e tantomeno non si garantisce a tutte le forze politiche di potersi far conoscere le proprie idee. Cioè questo è scontato. Però capite, da qui a maggio si fa metà giugno, fine giugno, inizio luglio, metà luglio, non dico Ferragosto, ma insomma ce n'è di spazio. Se usciamo dalla tragedia, se non ci usciamo, mi sembra inevitabile. A questo punto si sospenderanno le elezioni per un po' di anni e prorogheranno tutti. No, lo so, c'era il voto politico, adesso facciamo il voto universitario, coinvolgiamo il termine. Nel senso che no, al di là delle battute, io penso che prima, appena ci sono le condizioni, bisogna votare. No, io penso, guardate, che sia fondamentale decidere quando le bocce sono ferme. E ovvio che il governo giustamente ha dei termini, immagino, no? Avrà dei termini, poi c'è tutto un incastro di date non possibili che sono quelle delle feste delle diverse comunità che giustamente vanno rispettate. Immagino che la direzione vera rispetto al contagio ce l'avremo dopo Pasqua e quindi verso il 20 aprile, così si può avere una direzione. Ovvio che se tu aspetti fine aprile devi già decidere che decidi di decidere dopo Pasqua verso il 20 di aprile, se vedi che se hai aperto tutte le imprese, per capirci, a maggio,
è inevitabile che nessuno possa dire che andare a votare è un problema se è tutto aperto. Viceversa, se non è tutto aperto, qualche problema c'è, perché comunque noi dobbiamo sempre considerare i 45 giorni, un mese, cos'è il mese di campagna elettorale, e quindi se uno vota, che so, il 2 di luglio, ipotizziamo che sarà una domenica, non so, o il 28 giugno, non so quello che è, vota a fine giugno, calcolare che insomma a fine maggio i cittadini siano in grado di circolare liberamente per poter assumere informazioni, fermo restando che siamo in un mondo digitale che ormai, insomma, lo diceva George Lucas, no? Che la piazza fisica si sarebbe trasformata in piazza virtuale, lo diceva 15 anni fa in un suo libro, e forse tutti sorridevano. Effettivamente oggi ci parliamo con le videoconferenze, se ci pensate. Cioè, i comizi di piazza ormai sono pochi, una volta invece la piazza era il Facebook del popolo, no? Cioè, era il social. C'è un'indicazione da parte dei governatori? No, nel senso che penso che noi condividiamo tutti, ma anche i sindaci immagino, di poter andare al rinnovo prima possibile. Vi dirò che con i governatori c'è un problema accessorio, il rischio del ritorno del virus, il primo, il secondo, quella dell'essere operativi nel momento in cui torna il virus. Quindi il virus se torna non si vota più. 2, se dovesse tornare devi avere un interlocutore che ha pieni poteri. Cioè, guarda, noi abbiamo governato 100 milioni di investimenti in questi 2 mesi, quasi 2 mesi. Cioè non è una partita proprio così di ordinaria amministrazione. Siamo nella straordinaria amministrazione, puoi fare se hai poteri, se non ce li hai la vedo dura. Però non ipotizzo date, la mia è stata solo una risposta, una riflessione, neanche una risposta. Poi La televisione russa, un attimo, che si era prenotata, grazie. Sì. Grazie mille. buongiorno. Facciamo 2 domande semplici perché allora, soprattutto per russi, perché chiedono tanto il turismo, quindi quando secondo lei si riaprirà il turismo per tutti, quindi, o quando finisce la quarantena, prima domanda. E poi Ma guardi, la prima risposta è questa: noi siamo la comunità più turistica d'Italia, ha 18 miliardi di fatturato e 70 milioni di presenze turistiche il Veneto, la regione tra le più turistiche al mondo. Abbiamo molta presenza dei russi, li ringraziamo e li salutiamo, sono nostri graditissimi ospiti, e a loro diciamo che noi l'estate contiamo di farla tutta, quindi la stagione estiva contiamo assolutamente di essere a pieno regime. grazie mille. E poi l'altra cosa. La domanda è semplice, personale anche. Prego. Cosa farà, prima cosa che farà, appena finisce la quarantena? Vado a farmi un giro per i campi, nel senso che penso che a tutti noi manchi il rapporto con la natura, con l'ambiente, no? Cioè è un grande limite che abbiamo con la quarantena. Io la faccio la quarantena, nel senso che vengo qui, vado a casa, appunto, non è che mi permetto di fare cose che i cittadini non possono fare, faccio esattamente quello che è previsto dalla legge, per cui mi manca di vivere il territorio, l'ambiente, questo sì. Molto. Grazie mille. Prego. Anna Maria. No, aspetta un attimo. Ah, scusa. Quante ore la lavora al giorno? Questo per I russi si interessano di tante robe. No, guardate, io mi alzo, guarda, dico oggi, mi sono svegliato alle 5 e poi siamo arrivati qua, che c'eri anche te stamattina, alle 8 ero già qua, e fra l'altro stamattina c'era traffico, quindi ci ho messo di più. E poi fino a sera, perché poi c'è il telefono e le mail, queste robe qua, le videoconferenze, poi mediamente vado a letto a mezzanotte, insomma, cioè, questa è la partita. Poi è sempre da sperare di dormire. Grazie mille. Prego. Anna Maria. Sì, 2 domande Presidente, buongiorno a lei e all'assessore Manzanini. Dunque, per rifarmi alla questione del collega Filippo, allora sarebbe possibile prevedere di tornare alle elezioni alle urne usando la piattaforma, così ad esempio come era stato fatto col referendum in Lombardia? Cioè, sai, io penso che il referendum sia una cosa più gestibile, perché è un sì o un no. Qui stiamo parlando di preferenze, fra l'altro le regionali, Anna Maria, prevedono le preferenze individuali, quindi c'è un tema, penso, anche di
pesante privacy rispetto a tutto questo e quantomeno di asseverazione e validazione di tutto il flusso di questi dati. Già sono difficili da gestire manualmente tutte queste partite. Penso decisamente no. Poi sentite, cioè, lasciamo ai cittadini anche sicuramente una visione innovativa, un giorno il mondo ci darà anche questo, ma il voto è la festa della democrazia ed è giusto che i cittadini se la vivano anzi che tutti noi cittadini se la viviamo fino in fondo. Io non ho mai visto come un problema il voto, puoi vincere, puoi perdere le elezioni, ma è la sublimazione della democrazia. Quando togli il bello del voto è finita. E poi un'altra domanda per quanto riguarda le aziende che hanno sfruttato la cassa integrazione per alcune settimane, adesso stanno riprendendo l'attività e avrebbero bisogno di prorogare i lavoratori con contratti in scadenza, però la normativa vieta le proroghe, le assunzioni per queste aziende che hanno già usufruito della cassa integrazione. Non sarebbe il caso di derogare una simile normativa? Sì, sarebbe il caso, ma non dipende da noi, nel senso che questi sono tutti temi di giusto lavoristi, quindi di temi di lavoro a livello nazionale. Noi possiamo assistere le imprese per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, per quanto riguarda la ripresa, ma di certo questi sono termini che non competono a noi. C'era Massimo. Però è un po' un tema che mi sembra centrale, l'ha ricordato anche lei, c'è tantissimo traffico. Questa cosa rischia di farci fare passi indietro, a suo parere, rispetto al virus. Fra una settimana ve lo so dire. Ma ovviamente la gente che si è vista in giro oggi, stamattina ho avuto l'occasione di girare un po' per lavoro e ho visto che gran parte sono lavoratori, non c'è nessuno che va in giro a fare la passeggiata. No. Per cui si mette un po' in contrasto rispetto a tutte le normative, state a casa e poi... Ma guardate, io penso che sia logica e umana la voglia di ripartire, tutti noi ce l'abbiamo, no? Ci aggiungerei in sicurezza, quasi tutti noi ce l'abbiamo, poi dopodiché riconosciamo che c'è questo vulnus nel DPCM, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che lascia alle prefetture la gestione delle deroghe e la gestione delle deroghe, se non vengono gestite, la passa al silenzio assenso, per cui con lo strumento del silenzio assenso molti sono riusciti ad aprire, e questo è quello che è accaduto. E allora io penso che le imprese debbano essere rispettate come i lavoratori, però è pur vero che a questo punto sta partita si chiuderà con sabato, quindi fra 3 giorni, dopodiché il DPCM dovrà dirci che direzione dobbiamo prendere, perché ormai noi una prima prova di apertura l'abbiamo fatta, di fatto sì, non siamo al 100%, saremo al 60%, quello che è, ma insomma il traffico di oggi penso sia un 70% del normale. Cioè, in autostrada, io faccio l'autostrada, una strada che mi faceva incontrare 3-4 macchine da Conegliano a Mestre, e oggi ne avrò incontrate non so, un migliaio sicuramente, anche di più. Rimanendo sul tema, allora, le aziende avranno aperto e diciamo sono però obbligate a dei Sì. di sicurezza, la regione sta girando, Sì. cioè avete di Spisal Ne abbiamo contato 4.000 se non ricordo male, giusto? Il totale? 4.316 imprese abbiamo controllato e continuiamo. Vi do solo un dato: Treviso ha 68 ispettori che escono tutti i giorni. Treviso aveva fatto 2.170 controlli fino adesso. Ma tutte sono alla norma? Sì, sostanzialmente trovano dispositivi o quant'altro, anche perché guardate, giustamente c'è un gioco di squadra, no? L'imprenditore ha interessi che non ci siano problemi con i lavoratori di non avere problemi personali, giustamente, e noi di non avere problemi sanitari a 360 gradi, per cui poi la mascherina c'è, i dispositivi c'è, poi se c'è qualcuno che ha notizia di attività gestite male non fa altro che segnalarle, insomma.